site Italy Yankee One, Mike Radio, could you copy? Thank you. Fino al 4 dicembre la stazione radio marconiana IY1MR è attiva per chiunque voglia collegarsi da ogni parte del mondo dalla stanza 105 del Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure, che dal maggio del 1931 al dicembre del 1936 fu la sede degli esperimenti di Guglielmo Marconi. Gli esperimenti vennero fatti qua in onde cortissime, microonde, per cui ai tempi venivano utilizzate delle onde corte e si pensava che queste permettessero dei collegamenti a lunga distanza e il microonde invece non fossero in grado di gestire queste lunghe distanze. Quantomeno ha dimostrato Marconi di poter collegare delle stazioni a 150 km di distanza, per cui per quegli esperimenti che ha effettuato era una notevole distanza. La stanza 105, rimasta come allora, veniva occupata in pianta stabile da Marconi e dalla sua famiglia. L'associazione Radio Amatori sezione di Rapallo fa parte del coordinamento stazioni marconiane italiane, nato 2 anni fa per tenere i rapporti fra le 10 località italiane che ospitarono gli esperimenti sulla radiofonia. I soci di Rapallo ogni anno commemorano la nascita di Marconi il 25 aprile e da 30 anni ricordano gli esperimenti condotti nel Tigullio. La sezione rapallese ha 70 soci, tutti iscritti all'albo apposito e collegati ad una sigla. Il loro è un lavoro volontario silenzioso e prezioso perché prestano servizio in occasione di manifestazioni ma anche di calamità naturali e da qualche tempo sono presenti nei comuni nelle allerte arancione e rossa. Essendo gente che ha la possibilità di trasmettere autonomamente, senza elettricità, senza nulla, basta una batteria, una radio, un pezzo di filo, abbiamo la possibilità di parlare con altri support da altre parti. Quando praticamente i telefoni non funzionano, noi siamo continuamente in grado di collegarci, perché abbiamo innanzitutto delle radio che sono autonome, basta attaccarle anche a una batteria della macchina, siamo in grado di fare funzionare. Poi abbiamo dei ponti autonomi con pannelli solari e batterie e siamo in grado di svolgere veramente un servizio egregio.